Sono Bruno Arturo, sono il titolare del bar-ristorante Mesa Verde. Ho avuto interventi da parte della questura e dei carabinieri e della polizia municipale. Ecco, loro hanno continuato a chiudermi il locale, ovviamente con la sospensione di 5 giorni. Vedendo che non sono stato uno di quelli che ha chiuso e non ha rispettato, hanno continuato a chiudermi praticamente il locale. Prima 5 giorni, dopo altri 5, dopo 30, il sigillo del locale, per ultimo il sequestro del locale. Parliamo anche della Costituzione, nel quale c'è l'articolo 1 e l'articolo 4, sempre diritto del lavoro. Qua ovviamente abbiamo messo anche che rispettiamo le norme anti-Covid, sempre per un fatto di tranquillità e lavorare correttamente. E dopo questo qua è un cartello in quanto ero incazzato nero, perché ovviamente loro potevano lavorare e noi no, non lo sappiamo ancora perché, ma comunque loro ovviamente il virus non ce l'hanno, possono lavorare tranquillamente, mangiano, bevono caffè, fanno colazione tranquilli, invece noi ci tenevamo chiusi. Della tutela costituzionale ho trovato un gruppo e un team di signori in quanto ci possono aiutare a capire un attimino meglio i vari discorsi, anche per un fatto legislativo. Io vi invito, cari miei, di svegliarvi, tirar fuori la grinta che è dentro di voi. Le signore che ho conosciuto ultimamente stanno aprendo i vari negozi. E chiedo ai miei cari colleghi maschi di tirare fuori le palle e di aprire, signori, che noi abbiamo delle persone che ci possono aiutare. Soprattutto siamo in regola e questo ci fa diritto di andare avanti. Aprite e lavorate.